Mauro Ferrari farà la maratona intera, partirà da Cividale e quando arriverà a Palmanova partiremo insieme con tutto il gruppo che mi supporterà e arriveremo al traguardo insieme. L'associazione Achilles International è un'associazione che si occupa di promuovere l'attività sportiva nei disabili, è presente in 70 stati in America. E Mauro Ferrari mi ha proposto di portare questa associazione in Italia e io ho accettato volentieri perché ritengo molto importante lo sport e partecipando alla maratona dell'UNESCO voglio proprio dare questo messaggio che lo sport è importante, è vita ed è un'occasione per reinserirsi nella nuova vita che abbiamo dopo un incidente o quando ci troviamo in una condizione di disabilità. Mauro Ferrari mi ha dato molta forza parlandomi di queste attività benefiche che avrei potuto fare una volta uscita dall'ospedale e spero di poter dare questa forza anche a tante altre persone. La regione Friuli Venezia Giulia si conferma come una regione sede di grandi eventi sportivi. Questo sicuramente è un grande evento sportivo che però in sé è connaturato dall'essere anche un momento di promozione culturale, perché interessare due città UNESCO e una terza candidata in un percorso tra l'altro ideale di 42 km, cioè della lunghezza di una maratona, è di fatto appunto correre nella storia, come lo slogan che questa manifestazione opportunamente si è data. Dall'altro lato ovviamente è anche un momento di grande coinvolgimento che ancora una volta conferma lo spirito di solidarietà, il grande concorso del volontariato, il grande concorso della partecipazione collegiale, collettiva delle comunità che sono interessate, dell'intera dimensione regionale, provinciale, dei comuni interessati, con questa volontà anche di lanciare un messaggio che è un messaggio ovviamente sportivo per l'evento, un messaggio di promozione turistico-culturale legate a una regione che è unica, è speciale non solo per lo statuto ma speciale anche per le offerte che può dare ad un visitatore, un ospite, e poi anche una regione solidale che riesce in qualche modo, in ogni modo direi, in ogni manifestazione a caratterizzarsi per questa attenzione a coloro che sono stati meno fortunati di noi e a coloro che in qualche modo sono chiamati comunque, possono partecipare a pieno titolo pur avendo dei gradi di difficoltà. Credo sia una cosa molto significativa. Purtroppo io la domenica dovrei premiare un altro grande evento sportivo che si terrà a Tarvisio, sono gli assoluti di sci tra l'altro, però idealmente vorrei correre ed essere vicino a tutti coloro che faranno il loro percorso, a cui vanno i miei auguri. Io ho fatto la prima edizione, ho fatto la Aquileia Palmanova che è la più breve. Quest'anno mi sto allenando per fare la Cividale Palmanova, che sono circa 26 km, per puntare il prossimo anno a fare la maratona effettiva da Cividale Aquileia, quindi un bel risultato e poi si sta anche bene fisicamente. È un evento importante perché si parte dallo sport, da una maratona, dico anche da una specialità importante per l'atletica, per poter coinvolgere e trascinare quelli che sono anche risultati per il turismo, per la cultura, per il riconoscimento e anche una visibilità direi nazionale e internazionale, quindi questo ha sicuramente nel medio termine delle ricadute e peraltro poi ci collega in maniera sempre più forte a Cividale e Aquileia, che sono le tre città storiche di tre epoche storiche diverse e che sicuramente se fanno rete, fanno sistema, possono ottenere risultati in termini di crescita del turismo e quindi delle economie locali. Questo percorso della maratona, della City Marathon che sta crescendo, combacia con il percorso per il riconoscimento di Palmanova insieme ad altre città italiane, croate e montenegrine come patrimonio UNESCO, e certamente questo ci sta dando una grande mano, in termini motivazionali soprattutto. Quindi io mi auguro che prossimamente, nei prossimi anni, cresca tantissimo questa maratona e dall'altra parte Palmanova rientri nel patrimonio UNESCO come Cividale e Aquileia, quindi insieme poi potremo fare belle cose per le nostre comunità. In teoria io questi mondiali su pista non dovevo farli, e poi il commissario tecnico con i suoi collaboratori hanno fatto un calcolo, hanno visto che noi come nazione a livello mondiale siamo prima nel ranking
per le qualificazioni a Rio 2016. E quindi tutti i risultati su strada e a cronometro vanno a sommarsi anche su quelli su pista. L'importante è arrivare nei primi 10. E quindi hanno deciso di portare un atleta per ogni categoria. Noi siamo divisi in 5 disabilità, dalla C1 alla C5, e i mondiali possono farli solo noi ciclisti e tandem. In Italia non abbiamo un tandem competitivo e quindi porta solo ciclisti. Questa comunicazione me l'ha fatta circa un mese fa, ma io mi ero già preparato, perché avevo sentito voci che forse un posto ce l'avevo, e quindi la mia preparazione è cominciata già al mese di novembre. Ho fatto grandissimi lavori in palestra per la mia postura alla schiena e ho visto dei grandi risultati. E poi ho fatto degli allenamenti specifici in pista. Siamo stati via 10 giorni a Formia, al centro del CONI, e l'altra settimana siamo stati 5 giorni a Montichiari. Sono entrato sabato sera, mercoledì riparto, ci troviamo mercoledì pomeriggio fino a domenica, e lunedì partiamo per l'Olanda, per l'Apeldoorn, per disputare questi mondiali. Aspettative io su pista non ce ne ho, perché nel 2009, quando ho vinto tutti e 3 i mondiali, si poteva essere competitivi in tutte le specialità, ma adesso negli ultimi 2 o 3 anni, dopo Londra, e anche il ciclismo paralimpico ha fatto un salto di qualità impressionante. Basta vedere anche le medie delle gare, delle crono, dei tempi su pista. Praticamente nella mia categoria C4 c'è un inglese, Johnny Kundi, che l'anno scorso in Messico nel chilometro da fermo ha fatto 1:1, e se corri con i professionisti arriva nei primi 20. Viviani fa 1:3, 1:4, e quindi non ho niente da perdere, e sono sicuro che farò un bel mondiale. Giovedì 26 disputerò il chilometro da fermo, sabato 28 l'inseguimento individuale, e domenica io e Terlao faremo lo scratch. Lo scratch praticamente sono 10 km di gara con un traguardo finale, con un arrivo finale. E nel 2012, quando ho fatto il mondiale a Los Angeles, 3 concorrenti avevano preso un giro, e quindi bisogna stare attenti anche degli avversari che non riescono a prendere un bel vantaggio, insomma. E lì secondo me potrei far bene dopo, ma comunque tutta questa mia preparazione mi servirà per la stagione, per il proseguo della stagione. Siamo arrivati alla 9ª edizione, per cui c'è stata una crescita esponenziale. Tra l'altro quest'anno abbiamo avuto un implemento della partecipazione delle scuole del 30%, avevamo 26 scuole, una decina di associazioni ONLUS, circa 700 in tutto fra giovani e disabili, ma soprattutto ci piace leggere questo momento non solo come sportivo, ma come sport, quale strumento di integrazione e inclusione sociale dei giovani, insieme con le persone svantaggiate, e infatti l'evento si collega a questo progetto che si chiama Sport Integrato Dai Vai, che facciamo nelle scuole, anch'esso da 9 anni. Dentro le scuole, fra studenti e disabili, praticano insieme delle attività motorie sportive integrate, e questo evento, come altri, sono delle piccole anche grandi, si può dire, vetrine per dare enfasi e soprattutto anche mostrare alle delegazioni delle scolaresche che nell'occasione vengono ad assistere a questa manifestazione quale sia il grande impatto dello sport nei confronti dei giovani, che vengono stimolati, anche perché c'è il campionato provinciale studentesco con un titolo in palio,
e poi il criterium disabile, appunto, dove si vede correre queste decine e decine, erano quasi una sessantina quest'anno, siamo partiti con una decina, siamo arrivati a questa edizione con questo numero ed è un numero decisamente significativo di studenti disabili e anche di persone adulte. Inoltre l'evento è anche memorial a Amedeo Rabber e Sergio Coppetti, che sono due insegnanti di educazione fisica del liceo Marinelli che collaborano all'organizzazione, e sono stati anche i miei colleghi per decine d'anni e ci tenevo, insomma, a cogliere questa occasione per anche ricordare queste due bellissime figure. L'iniziativa pasquale porterà 3 società della zona collinare friulana nella palestra di Cico Nico a trovarsi giovedì 2 aprile per la crescita dei bambini sotto 2 aspetti, sia quello cestistico che quello umano. Parlo a livello umano perché lo scopo di questa iniziativa è raccogliere dei fondi per aiutare i bambini africani della città di Maricana. Lo scopo sarebbe quello di raccogliere, come detto, dei fondi per la realizzazione di dei piccoli impianti sportivi, sia di basket che di rugby, dato che il Sudafrica come sport nazionale è il rugby, e quindi coinvolgere sia il bambino che il genitore in questa iniziativa sociale per aiutare chi è meno fortunato di noi. Premetto che mio fratello gemello è partito per l'Australia diversi mesi fa ormai, e quindi la mia vita, stando sempre vicino a lui, quest'anno ha trovato una svolta, diciamo, e un giorno, pensando ai ricordi dell'infanzia, mi ricordavo di quando io e lui giocavamo in giardino da soli, bastava anche con una palla, un pallone ci portava via delle ore, e queste sensazioni, con l'evoluzione della tecnologia, con il cambiamento della società, ha portato un po' fra virgolette, ad allontanare queste situazioni per i bambini d'oggi, no? E volevo riunire tanti bambini di queste 3 società sotto un'unica struttura sportiva per dargli la possibilità anche di riprovare queste sensazioni. L'idea era quella di portare i bambini dai 6 ai 10 anni. Adesso con le 3 società abbiamo forse un po' ridotto per motivi organizzativi, però i numeri si aggirano sui 150-160 bambini di quelle annate. Poi adesso coinvolgeremo anche la scuola basket di Michele Mian, che porterà i suoi bambini, e collaboreremo con queste 4 realtà.